che ha messo sul tavolo appunto tutti i dati principali di quello che è accaduto in quella sera, in quella notte, nella zona appunto interessata dal Meschio. In particolare l'esondazione non è derivata dal Meschio, ma è derivata dai due affluenti in sinistra orografica, il Carrone e il Friga, che hanno portato in un tempo rapidissimo il fiume a esondare in vari punti. Teniamo presente che abbiamo registrato il record assoluto storico di precipitazione nell'arco di un'ora, con quasi 100 mm in un'ora nel pluviometro più vicino alla zona. Quindi stiamo parlando di un evento meteo assolutamente rilevante che non era mai accaduto in passato, quindi è una cosa importante. Dopodiché è stato condiviso di fare un approfondimento tecnico con i tecnici della Regione Friuli, della Regione Veneto, dei comuni, dei consorzi di bonifica, di Enel, e quindi questo verrà fatto il giorno 5 di agosto appunto per verificare se ci sono delle procedure per velocizzare l'intervento di risposta da parte delle amministrazioni comunali. Inoltre ricordo a tutti che la Regione Veneto ha investito su quel bacino negli ultimi 10 anni oltre 6 milioni di euro e ha in programma due ulteriori interventi